Sarà un bellissimo volumone, almeno io non vedo l'ora di prenderlo perché non avevo recuperato i brossurati. Salve a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in un nuovo video. Con questo video ho deciso di raccontarvi tutte le uscite che Panini Comics ha annunciato alla sua conferenza di sabato 30 ottobre 2021 in occasione di Lucca Comics and Games, conferenza che si è tenuta online, appunto non in presenza, dal momento che Panini appunto ha deciso di non partecipare a nessuna fiera autunnale ma di svolgere tutti i suoi appuntamenti in streaming qui su YouTube e sugli altri canali social della casa editrice. Abbiamo già pubblicato un articolo, oltre ad aver seguito proprio in diretta la conferenza con la nostra chat Telegram. Abbiamo anche organizzato una chat vocale proprio per confrontarci, chiacchierare durante gli annunci, però volevamo riportare anche qui su YouTube con il nostro, diciamo, tipico formato degli articoli, però sotto forma di video. Allora, intanto partiamo con le buonissime notizie, cioè uno splendido commento che Nicola Peruzzi ha fatto sull'andamento delle collane di Star Wars nel corso di questo 2021. Panini è sembrata molto soddisfatta e anche il successo dell'Alta Repubblica ha influenzato il successo di tutte le altre storie di Star Wars. Quindi, per quanto riguarda le collane già in corso di pubblicazione e di uscita, parlo ad esempio del mensile Star Wars, quello che contiene le regolari Star Wars 2020 e Darth Vader 2020. Parlo della collana Star Wars Epic, che si sta occupando di ristampare Knights of the Old Republic, Legacy e Dark Times, e parlo anche della collana Star Wars Classics, che si occupa di ristampare la serie originale Marvel 1977. Per quanto riguarda queste opere, proseguiranno con la loro tradizionale regolarità e quindi avremo ovviamente tutti gli annunci su anteprima di mese in mese, continueranno a uscire, quindi non preoccupatevi. Mentre invece tutte le altre novità annunciate oggi sono delle, diciamo, vere e proprie bombe, chi più chi meno. Iniziamo con il primo annuncio che è stato fatto da Panini, che riguarda, diciamo, tutto l'universo delle serie regolari del 2020. Mi riferisco al crossover, enorme crossover War of the Bounty Hunters, che arriverà in Italia col titolo de La guerra dei cacciatori di taglie a partire all'incirca da marzo 2022. Le modalità di pubblicazione non sono banali, come dire, da spiegare e da comprendere, per cui cerchiamo di vederle in maniera chiara adesso insieme. Premessa: War of the Bounty Hunters si compone di una miniserie da 5 numeri, diciamo più un preludio, e da una serie di tie-in, cioè di conseguenze che gli eventi della miniserie hanno su che cosa? Sulle 4 serie regolari che sono attualmente in corso negli Stati Uniti, cioè Star Wars 2020, Darth Vader 2020, Dr. Aphra 2020 e Bounty Hunters, tutte serie ambientate tra episodio 5 ed episodio 6. Inoltre ci sono alcuni numeri, diciamo, singoli, degli one shot che sono legati a altri cacciatori di taglie o a signori del crimine come Jabba the Hutt. Quindi tutti questi 34 numeri compongono questo grande crossover. Come verrà quindi pubblicato in Italia? Beh, a partire da marzo 2022 verrà creato un nuovo spillato che verrà chiamato La guerra dei cacciatori di taglie. Questo nuovo spillato mensile da 48 pagine per 5 mesi conterrà sempre un numero della miniserie La guerra dei cacciatori di taglie più uno dei tie-in, diciamo one shot. Inoltre, sempre a partire da marzo, su Star Wars, il mensile regolare che contiene Star Wars 2020 e Darth Vader 2020, a partire da marzo appunto verranno pubblicati di mese in mese i vari numeri delle 2 serie regolari che fanno parte del crossover La guerra dei cacciatori di taglie. Invece gli archi narrativi delle serie Dottoressa Aphra 2020 e Cacciatori di taglie, che fanno parte del crossover La guerra dei cacciatori di taglie, verranno pubblicati sempre cercando di mantenere il miglior ordine di lettura e la coerenza logica e temporale direttamente nei volumi brossurati delle serie. Ricapitolando, per leggere il crossover dovrete prendere il nuovo spillato La guerra dei cacciatori di taglie, dovrete prendere lo spillato regolare Star Wars
e dovrete prendere poi i volumi, sarà uno per Dottoressa Aphra e uno per Cacciatore di Tagli. Il secondo annuncio ci invece porta nel passato, nell'Alta Repubblica che tanto amiamo. L'abbiamo conosciuta proprio in questi giorni, diciamo attorno a Lucca, nel romanzo Si alza la tempesta di Cavan Scott, e sempre scritta da Cavan Scott rivedremo il personaggio della cacciatrice di mostri Tai Yorick nel fumetto Il mostro del Picco del Tempio, The Monster of Temple Peak, che uscirà direttamente in volume cartonato in Italia a luglio del 2022. Si tratta questa di una graphic novel, in realtà poi pubblicata sotto forma di miniserie in 4 numeri della IDW, quindi dedicata a un pubblico più giovane, scritta da Cavan Scott e disegnata da Rachel Stott, una miniserie con uno stile grafico che a me fa impazzire, bellissima, e devo dire davvero la sto seguendo in lingua originale, molto avvincente, soprattutto per i flashback sul passato di Tai Yorick, che è strettamente legato all'Ordine Jedi e anche ad alcune leggende di cui Cavan Scott ci ha parlato nel suo audiolibro Dooku Jedi Lost. Passiamo invece a parlare di fumetti ad alta foliazione, grandi formati, grandi storie, diremmo, in una sorta di slogan pubblicitario. Il primo era già stato accennato nelle precedenti live di Panini, in particolare quella di lancio dell'Alta Repubblica. Mi riferisco all'atteso omnibus di Darth Vader 2017, Signore Oscuro dei Sith, la serie regolare di 25 numeri ambientata tra episodio 3 ed episodio 4, che vede appunto l'evoluzione di Darth Vader dagli istanti finali di episodio 3 fino alla sua, diciamo, grande potenza poi che vedremo ad esempio in Rogue One. La serie, scritta da Charles Soule e disegnata da Giuseppe Camuncoli, è ormai esaurita nei volumi brossurati, ma verrà ristampata a giugno del 2022 in un unico grande volume omnibus, che quindi conterrà tutti i 25 i numeri, l'annual e insomma del materiale extra presente già nell'omnibus americano. E invece abbastanza sorpresa è arrivato l'annuncio previsto per ottobre 2022 dell'omnibus di Dottoressa Aphra, quindi il volume che conterrà tutta la serie regolare Dr. Aphra 2016, che è stata già pubblicata da Panini Comics prima nei vecchi spillati di Darth Vader e poi anche nei volumi brossurati, che anche questi sono ormai esauriti, ed è per questo che Panini ha deciso di realizzare un grosso omnibus che sarà davvero corposo, perché consterà di circa 40 albi americani, per cui davvero tante pagine, prossimi alle 1000 pagine. Sarà un bellissimo volumone, almeno io non vedo l'ora di prenderlo perché non avevo recuperato i brossurati, quindi sono davvero contento di questo annuncio, e ovviamente è qualcosa di, almeno per quanto mi riguarda, molto atteso. Per Panini questa sarà l'edizione definitiva della serie Dottoressa Aphra 2016, cioè quella che cercherà di mantenere sempre disponibile. Chiuso, diciamo, il capitolo fumetti, passiamo invece ai romanzi, perché anche qui la tabella, diciamo, di marcia fino a giugno 2022 è bella serrata. Si parte subito a febbraio 2022 con L'Alta Repubblica Fuori dalle Ombre, il romanzo Young Adult scritto da Justina Ireland, che essenzialmente è il tassello Young Adult della seconda wave, della fase 1 dell'Alta Repubblica, in cui ricompaiono Bernestra Ruot, Imre Cantaros, Reed Silas e tanti anche nuovi personaggi. Romanzo molto interessante, devo dire, soprattutto per come affronta il tema dell'iperspazio e anche per come mette in scena alcune macchinazioni politiche. Trovate la recensione sul sito, io già l'ho letto in anteprima quando è uscito, quando dovevo uscire negli Stati Uniti. Ovviamente è un tassello fondamentale di questa Alta Repubblica e che quindi non dovete farvi scappare, ed uscirà, vi ripeto, a febbraio del 2022. A maggio invece del 2022 inizierà la Wave 3 anche in Italia, che sappiamo negli USA arriverà a gennaio del 2022. Il titolo con cui si apre questa Wave 3 è The Fallen Star di Claudia Gray, quindi il romanzo adult di questa ondata, di questa wave, e questo uscirà a maggio del 2022 e sarà seguito il mese successivo, a giugno del 2022, dal nuovo invece romanzo per giovani lettori, dal nuovo middle grade, di nuovo scritto da Justina Ireland, che si intitolerà Mission to Disaster. I mesi invece di marzo e aprile saranno dedicati al nostro grande ammiraglio preferito. A marzo verrà infatti pubblicato il secondo volume della trilogia Throne l'Ascendenza. Il primo era stato pubblicato ad agosto ed era Throne l'Ascendenza Insorge il Caos. Il secondo invece, dal titolo inglese Greater Good,
al momento reso in italiano come Throne l'ascendenza, il bene più grande. Personalmente spero che il titolo venga cambiato in Throne l'ascendenza, il bene superiore, però c'è ancora tempo. Verrà pubblicato appunto a marzo. Questo romanzo a me ha leggermente deluso rispetto al primo, io però ve lo dico già adesso così non vi fate troppe aspettative e invece ve lo fate piacere. Il mese successivo, ad aprile, invece inizieranno le ristampe dei romanzi canonici e si parte con dei romanzi desideratissimi che ormai sono introvabili se non nell'usato a dei prezzi davvero altissimi, stellari. Sono i due romanzi Throne e Throne Alleanze scritti da Timothy Zahn e che insieme a Throne Tradimento, che Panini Comics ha pubblicato quest'anno, compongono diciamo un trittico, non una vera e propria trilogia, ma un trittico di romanzi dedicati alla carriera e la vita di Throne nel suo periodo come parte della Marina Imperiale, dell'Impero Galattico. Pur non avendoci dato una data, inoltre Panini ha confermato che entro la fine del 2022 desidera anche concludere la trilogia dell'ascendenza, quindi Lesser Evil, il terzo romanzo di Throne Ascendancy, che uscirà nelle prossime settimane negli Stati Uniti e che io sto già leggendo in anteprima in questi giorni, arriverà comunque nel corso del 2022 e chiuderà la trilogia. Maggio 2022, maggio è un mese dedicato a Star Wars, anche alla trilogia originale, eccetera eccetera, e vedrà la pubblicazione invece di Da un certo punto di vista l'impero colpisce ancora, la raccolta di 40 racconti scritti da 40 scrittori e pubblicata in lingua originale per i 40 anni dell'Impero colpisce ancora, appunto nel 2020. La prima raccolta di racconti, cioè From a Certain Point of View, senza il sottotitolo A New Hope, era prevista per novembre in Italia, sempre ovviamente per Panini, però a causa dell'attuale mancanza di materia prima, della carta, insomma del momento critico che stiamo vivendo per quanto riguarda le materie prime, verrà spostato di circa un mese, uscendo comunque entro la fine del 2021. Appunto, il suo seguito invece uscirà a maggio. La live si è conclusa con un ultimo annuncio. Per quanto mi riguarda un po' una mezza delusione, mi aspettavo qualcos'altro, però comunque un'ottima notizia soprattutto per i papà e le mamme appassionati di Star Wars e insomma dei loro figli. Verrà infatti pubblicato Darth Vader e figlio, l'omnibus di Jeffrey Brown. Darth Vader e figlio e Darth Vader e la sua principessina erano già stati pubblicati da Panini diversi anni fa, poi ristampati da Giunti, insieme anche a Darth Vader and Friends, quindi Darth Vader e amici, e a Buonanotte Darth Vader, anche in un bellissimo cofanettino, ed erano stati pubblicati da Giunti. Panini ha ripreso in mano anche i diritti di queste opere, per cui immagino che adesso Panini abbia davvero in mano tutto, anche quello che prima era di Giunti, e pubblicherà un unico volumone omnibus dei libri illustrati di Jeffrey Brown, che ci mostrano Darth Vader alle prese, diciamo, con i figli Luke e Leia, e appunto con la vita da papà. Quindi sono dei volumi molto divertenti, illustrati in maniera molto carina, molto cute, e che sicuramente i genitori apprezzeranno vedere con i propri figli. Questo omnibus uscirà a Natale del 2022, quindi si prospetta un regalo, una strenna natalizia dell'anno prossimo. Quindi, come vedete, sono stati davvero tanti questi annunci, io sono contentissimo, non mi aspettavo un'infilata così fitta di roba, appunto un pochino la delusione all'ultimo che mi aspettavo una One More Thing, però comunque non possiamo proprio lamentarci perché davvero è arrivata una quantità incredibile di cose che ci mantiene assolutamente in pari e ben sul pezzo di tutti i romanzi che stanno uscendo. Quindi davvero grazie Panini per tutti questi annunci, e ovviamente noi continuiamo a supportarli, continuiamo a leggere e a credere in questo lato cartaceo della forza che davvero sta vivendo un momento di grande rinascimento, per citare proprio le parole di Nicola Peruzzi a questa live per Lucca Comics. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo video di recap vi sia piaciuto. Come sempre, se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi al canale e lasciarci un commento. Qualsiasi domanda relativa a queste uscite, ovviamente noi vi risponderemo e cercheremo di spiegarvi e dettagliare in base a tutte le informazioni che abbiamo a nostra disposizione. Quindi vi ringrazio ancora un sacco per l'attenzione, vi auguro delle buone letture e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao!